Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. In corso gli interrogatori dei 3 indagati per il crollo di Messina. Si continua a scavare sotto le macerie. Il comandante dei Vigili del Fuoco deluse le aspettative di ritrovare subito gli altri corpi. Notti tropicali e caldo africano, Catania e Palermo con bollino rosso, temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola fino a Ferragosto. Spruzzano spray urticante durante la proiezione del film Spider-Man. Panico al Cinema King di Palermo, fatti uscire tutti gli spettatori. Maxi sequestro di droghe sintetiche tra MDMA e droga dello stupro, arrestato a Catania un giovane pusher. Zaino in spalla e cellulare fino a Santiago de Compostela, il lungo cammino di un siciliano che ha impiegato 138 giorni per coprire 3.824 chilometri. Calcio, Telecolor si è aggiudicata l'esclusiva del pacchetto dirette sul digitale terrestre del Catania. 9 le trasferte in chiaro e gratis per gli appassionati. Intanto la squadra si avvicina all'esordio in Coppa Italia. Calcio, il Palermo in volo verso l'Australia per la tournée di agosto. In programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Sul mercato pressing per Di Nardo del Pescara. E dunque in apertura andiamo subito a Messina, dove si continua a scavare per ritrovare i corpi dei dispersi nel crollo della palazzina. Ci sono 3 indagati nell'inchiesta. Stamattina sono iniziati gli interrogatori. Sul posto per noi con gli ultimi aggiornamenti c'è Adelaide Barbagallo. Sì, nella caserma dei Carabinieri di Messina il primo ad essere stato interrogato è l'ingegnere Pietro Leone, cugino dei Leone, ha 72 anni, ha già lasciato la caserma. Gli altri 2 indagati sono Alessandro Panarello, che è socio e amministratore della società del Marche, che doveva sorgere in uno dei piani della palazzina crollata, un edificio che è stato progettato e realizzato 36 anni fa e che quindi doveva avere tutte le norme antisismiche, doveva rispettare. L'altro indagato è invece il 58enne Pasquale Dalì, che è l'uomo che è incaricato della ditta dei lavori che stava eseguendo la ristrutturazione. Ad ascoltarli sono le sostitute Anita Silotti e Antonietta Ardizzone. Sono 3 tuttora i corpi estratti dalle macerie e altri 3 vengono cercati. Sono Sara Leone, il cognato Santino Magazzù e il loro collaboratore domestico cingalese Lariu. Il comandante dei Vigili del Fuoco ha detto che ormai sanno l'area in cui scavare. Ieri c'era molta si pensava di essere vicini a una soluzione, a trovare, ad estrarre i corpi dei 3 dispersi, ma così non è stato. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco. Non abbiamo nuove rispetto alla ricerca dei dispersi, ma abbiamo una progressione delle operazioni che hanno consentito intanto di recuperare le 3 autovetture e di verificare che all'interno non ci fossero dispersi questa notte. Stiamo proseguendo con le operazioni che non sono, come avete compreso, facili. Anche le nostre previsioni certe volte le aspettative che si basano su una probabilità di ritrovamento vengono deluse. Noi ieri avevamo forti aspettative, purtroppo non sono andate a buon fine, sono state deluse. Evidentemente rispetto alla probabilità di posizionamento che abbiamo ricostruito c'è una differenza che comporta ovviamente la continuazione delle operazioni di scavo sempre in quell'area che stiamo via via, il cui fronte sta avanzando. A
portare solidarietà ai parenti delle vittime e a quelle dei dispersi è arrivato l'arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, ha voluto incontrare i parenti e poi anche ha voluto incontrare il corpo dei vigili del fuoco, mostrare loro vicinanza per l'estenuante lavoro. Oggi è il quarto giorno dal crollo della palazzina, sono già passate 4 notti e tra 2 ore saranno 4 giorni esatti dal crollo. Ricordiamo le vittime accertate, sono Rosa Leone, Alessandra Frazzitta e l'altro Alessandra Frazzicca e Carmelo Leone, il primo ad essere stato estratto dalle macerie. Domani ci sarà una veglia di preghiera per loro, per i loro familiari, alle 21:30. A voi la linea. Grazie Adelaide, cambiamo argomento. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia. Catania e Palermo sono 2 fra le città con il bollino rosso, ci dice tutto Roberta Lunghi. Catania, la città record per le notti tropicali, un fenomeno che sta cambiando il volto del clima nell'area etnea, un tempo caratterizzato da una forte escursione termica tra il giorno e la notte, mentre oggi, anche nelle ore serali, la fa fatica a lasciare spazio al fresco. A pesare soprattutto il mare, con temperature superficiali molto elevate che continuano a rilasciare calore e umidità, rendendo difficile il raffrescamento notturno. Il tutto mentre la Sicilia è alle prese con l'ennesima forte ondata di calore. La protezione civile regionale ha diramato il bollino rosso per Catania e Palermo, il livello massimo di allerta per le ondate di calore con temperature percepite elevate e condizioni di disagio per l'intera popolazione. Ma quanto durerà? I modelli matematici proiettano questa ondata di calore fino alla settimana di Ferragosto, quindi questo caldo durerà ancora fino al periodo di Ferragosto, anche se sarà intervallato da qualche isolato sporadico temporale di calore che interesserà le aree interne montuose dell'isola durante le ore centrali del giorno. Per un vero cambiamento probabilmente dovremmo attendere fino a dopo Ferragosto, ma ovviamente si tratta solo di una linea di tendenza, ma probabilmente non prima di Ferragosto avremo un vero e proprio ricambio di masse d'aria. Per Palermo e Catania la temperatura percepita potrà arrivare a 38 gradi, meno caldo a Messina dove è previsto bollino giallo. Alta infine l'attenzione sul fronte incendi. Per tutta l'isola è stata diramata la preallerta arancione. E vi raccontiamo adesso la notte di paura al Cinema King di Palermo, dove qualcuno ha spruzzato irresponsabilmente dello spray urticante durante la proiezione di un film. Tutti gli spettatori sono stati evacuati. Sentiamo Marco Gullà. A quanto pare in una delle aree del cinema, in una sala, è stata gettata una sostanza tossica e ci hanno fatto evacuare a tutti. Forse uno spray urticante al peperoncino spruzzato per gioco, che però si è immediatamente diffuso nella sala dove era in corso la proiezione del film Spider-Man. Momenti di panico ieri sera al Cinema King in via Ausonia a Palermo, dove alcuni spettatori hanno iniziato a tossire e a sentire l'aria irrespirabile facendo scattare l'allarme. A quel punto i gestori hanno attivato il piano di evacuazione facendo uscire il pubblico dal cinema e chiamando i soccorsi. C'è un ragazzo qui che si sente male. Cioè ragazzi, allucinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per tutta la notte sono andati avanti gli accertamenti dei vigili del fuoco insieme ai tecnici del nucleo NBCR per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura della sostanza che ha invaso la sala rendendo l'aria irrespirabile. Si presuppone che c'era nell'aria una cosa tossica. A Catania, droga dello stupro e mini smartphone forse destinati ai detenuti sono stati sequestrati ad uno spacciatore che nascondeva a casa un ingente quantitativo di droghe sintetiche. Sentiamo Tonino De Mano.
Doveva essere ristretto ai domiciliari ed invece era in giro insieme ad un amico mentre percorreva in scooter la via Balatelle. Un 21enne catanese noto alle forze dell'ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di marijuana, hashish e droghe sintetiche. Il giovane ha subito ammesso di essere evaso dai domiciliari, ma il successivo controllo nell'abitazione di via Orsa Minore ha aggravato la sua posizione. In una cassettiera, personale del commissariato di Nesima e della squadra cinofili ha trovato 160 grammi di marijuana e 7 mini smartphone avvolti in una pellicola trasparente unitamente ad un panetto di hashish. Secondo gli investigatori il materiale sequestrato era probabilmente destinato a soggetti detenuti e il fiuto del cane di droga Rex ha permesso di trovare in un sottoscala uno zaino strapieno di stupefacenti e droghe sintetiche, tra cui chetamina e pillole della temuta droga dello stupro, che può causare stati allucinogeni, effetti dissociativi, alterazioni della percezione e persino stati di sedazione. Il giovane, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Una ventenne catanese picchia la madre, finiscono entrambe in ospedale. La sera prima la ragazza era stata a sua volta aggredita dall'ex. Orazio Longo. Il contesto è quello di una furibonda lite in famiglia per futili motivi, con una figlia ventenne che aggredisce la mamma 54enne, provocandole diverse ferite guaribili in 20 giorni. Lesioni anche per la figlia. Il fatto succede a San Giovanni La Punta nel Catanese. Devono intervenire i carabinieri, allertati da una richiesta di intervento per riportare la calma. Giunti sul posto hanno infatti messo in sicurezza la situazione richiedendo l'intervento del personale sanitario del 118. Personale che ha trasportato le due donne in due diversi ospedali del capoluogo etneo. Ma è al pronto soccorso dell'ospedale San Marco che questa vicenda assume tratti singolari. Nel nosocomio infatti viene trasportata la ventenne e lì, poco dopo, si presenta il suo ex fidanzato per avere sue notizie. Nonostante il giovane avesse fornito false generalità per cercare di eludere i controlli, viene ugualmente riconosciuto dai militari del nucleo radiomobile di Catania che lo arrestano per evasione. Evasione perché dalla sera precedente l'uomo era stato posto ai domiciliari perché ritenuto responsabile di gravi lesioni per avere picchiato proprio la sua ex ragazza. Non un'altra, ma quella stessa che era andato a trovare in ospedale e che era stata la protagonista della lite in famiglia a San Giovanni La Punta. Dopo gli accertamenti, la ventenne è stata denunciata per avere picchiato la madre, mentre per l'ex fidanzato è stato disposto l'accompagnamento in carcere. Una ragazza di 16 anni è morta ieri sera a Messina cadendo da un balcone di un edificio nel rione provinciale. Le condizioni della ragazza di origini straniere sono apparse sin da subito di estrema gravità, avendo riportato vari traumi e lesioni interne ed esterne. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica. A 19 anni dalla scomparsa degli imprenditori Majorana, padre e figlio, i familiari chiedono verità e giustizia. Il 3 agosto del 2007 l'imprenditore Antonio Majorana spariva nel nulla a Palermo insieme al figlio Stefano di appena 22 anni. La mattina di quel giorno i due si allontanarono da un cantiere di Isola delle Femmine, lasciando detto che sarebbero tornati dopo mezz'ora, ma di loro non si sarebbero trovate più tracce, ad eccezione dell'auto chiusa in ordine parcheggiata a bordo strada. A 19 anni esatti dalla scomparsa, la fondazione intestata ai due ha inscenato un sit-in in piazza Politeama a Palermo per chiedere verità e giustizia sull'accaduto. Rossella Accardo è l'ex moglie dell'imprenditore e madre di Stefano, che negli anni ha dovuto affrontare anche il suicidio dell'altro figlio, Marco. Io ogni giorno cammino sui carboni accesi, una graticola costantemente che lambisce ancora prima che il mio corpo, la mia anima. E qui parliamo davvero di una violenza che viene reiterata nei miei confronti. Intorno alla scomparsa si annida un vero e proprio giallo. Le indagini si sono concentrate sulla pista di un ricatto sessuale posto in essere da Majorana, che avrebbe usato un video compromettente per ottenere da un altro imprenditore la cessione delle quote di una società. In base a queste ipotesi gli investigatori indagarono per un presunto duplice omicidio attraverso lupara bianca, ma nessuna prova dirimente è mai stata trovata. Sullo sfondo storie di borghesia paramafiosa che sfiorano i vertici del potere politico di quei tempi, incrociando anche la latitanza di Matteo Messina Denaro. Dietro questa sparizione c'è la volontà di qualcuno, questo qualcuno ha curato la regia, chi blocca tutta la verità, altro non è che coloro che sono stati oggetto di ricatto. E chi sono?
Sicuramente figure altisonanti, sicuramente figure legate all'ambito imprenditoriale in senso lato. Per anni le indagini sarebbero state depistate attraverso falsi avvistamenti in Spagna, ma oggi vige la convinzione del duplice omicidio. Per questo la famiglia e la fondazione tornano a chiedere la riapertura delle indagini. Beni per circa 300.000 euro sono stati sequestrati dalla DIA. Giuseppe Costa, ritenuto elemento di spicco dell'organizzazione mafiosa di Custonaci in provincia di Trapani. L'uomo è stato anche condannato per essere stato uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo. Avrebbe fornito l'immobile utilizzato per la prigionia del bambino. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per raccontarvi un lungo cammino, quello da Scicli a Santiago de Compostela. Ha lasciato la Sicilia con uno zaino sulle spalle per raggiungere Santiago de Compostela a piedi. Dopo 138 giorni Antonio Giannone ha completato il suo cammino. Veronica Barbarino. Mollo tutto, prendo lo zaino e inizio a camminare. Sogno questo momento da anni, sono mesi che mi alleno e adesso sta per diventare tutto vero. E così è stato. 138 giorni, 3.824 chilometri a piedi, migliaia di incontri. Partito il 16 marzo da Scicli, Antonio Giannone ha raggiunto Santiago de Compostela. Notti in tenda, fatica, paesaggi attraversati, incontri ed emozioni. Tutto raccontato sui social come un video diario quotidiano, dove una comunità enorme di persone, grazie alle sue immagini, ha potuto sentirsi parte di quella strada. E per ogni giorno anonimo ce n'è un altro come questo, ad esempio, in cui sono ospitato da una signora dolcissima che mi accoglie in casa sua come mi conoscesse da sempre. Poi l'arrivo davanti alla cattedrale di Santiago e il tocco della conchiglia posta nella piazza, emblema dei pellegrini diretti alla tomba dell'apostolo Giacomo. Arrivare a Santiago è stata un'emozione straordinaria, soprattutto perché quando sono partito non avevo nessuna certezza che sarei riuscito in questa impresa, che sarei riuscito ad arrivare alla fine. Quindi quando sono entrato in quella piazza ho visto di nuovo passare davanti ai miei occhi tutto quello che è successo in questi mesi. Ma prima di ritornare a casa, un'ultima tappa lo attende. Adesso, come si può notare, sono ancora in cammino nei boschi della Galizia perché il viaggio non è finito, ma sono diretto a Finisterre per concludere in bellezza questo viaggio con l'ultimo tramonto sull'oceano alla fine della terra. Il viaggio di Antonio è giunto quindi al termine, ma quello che ha raccontato resterà negli occhi di chi, anche da lontano, ha camminato con lui. Siamo agli spettacoli. Fred De Palma fa ballare Solarino. Ieri una serata di divertimento con uno dei tormentoni dell'estate, Francesco Aloi. Le mani al cielo mentre si balla una delle hit di questa estate. Fred De Palma in concerto a Solarino nel Siracusano con la sua musica riesce a fare dimenticare il caldo. Un'ora di canzoni tra reggaeton e rap che fanno impazzire soprattutto la generazione Z, anche se tra il pubblico non ci sono soltanto giovani. Non c'è estate senza un suo tormentone. Una volta uscito il brano, diventa subito popolare. Ai concerti, qualsiasi sia la piazza, da nord a sud, il divertimento è sempre assicurato. Dopo le piazze dell'estate, a ottobre sarà il Fabric di Milano. Una data che i suoi fan hanno già segnato sul calendario. E poi c'è da aspettarsi tanta nuova musica e chissà, forse anche un ritorno a Sanremo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo tra poco con la pagina sportiva. Vi anticipo già la notizia che riguarda i tifosi del Catania che potranno vedere le partite della squadra in chiaro su Telecolor. A tra poco.
Eccoci allo sport. Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto dirette sul digitale terrestre della squadra di Pelligra. 9 le trasferte in chiaro e gratis per gli appassionati. Sentiamo Tonino De Mana. All'insegna del rosso-azzurro, a fianco del Catania e per il Catania. Per la terza stagione consecutiva Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto diretta in chiaro sul digitale terrestre della squadra di Ross Pelligra. Saranno ben 9 le trasferte che i telespettatori potranno seguire gratis in chiaro sul territorio regionale. Telecolor sarà sul campo come sempre, garantendo la copertura multimediale di ogni singolo evento, ricca di contenuti esclusivi e pienamente declinata tra televisione, web e social. L'aggiudicazione dei diritti fa il paio con una ricorrenza speciale, i 40 anni di Diretta Stadio. Per onorare la 40ª stagione, alla quale verrà dedicato anche un logo speciale, sono previste una sigla rivisitata e una nuova veste grafica. Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto. Confermatissime anche le altre produzioni settimanali, anteprima corner, le telecronache indifferite e preview. Intanto il Catania corre e cresce a Norcia, rinfrancato anche dal positivo test contro il Ravenna, vinto per 3-2 al termine di una gara che ha dato ottimi spunti a Mister Longo. Al di là del risultato, le vittorie fanno sempre bene. La squadra etnea sta intensificando la preparazione in vista dell'esordio ufficiale che avverrà sabato 8 agosto alle 20 contro il Vicenza per il turno preliminare di Coppa Italia. Si giocherà al Menti, con la possibilità per i tifosi rossoazzurri non residenti a Catania e provincia, possessori della tessera di fidelizzazione, di essere presenti sugli spalti. I tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono 600. E il Palermo è in volo verso l'Australia per la tournée di agosto, ci dice tutto Marco Gullà. Check-in fatto, il Palermo è in volo verso l'Australia, precisamente a Perth. L'arrivo nella capitale del Western Australia è previsto nella serata di domani. La squadra svolgerà gli allenamenti al Dorian Gardens con la prima seduta in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto. A Perth i rosanero disputeranno 2 gare amichevoli. La prima è in calendario venerdì 7 agosto alle ore 19 locali, le 13 in Italia, contro il Melbourne City nella seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy. La seconda si giocherà martedì 11 agosto alle ore 18 locali, le 12 in Italia, contro la Juventus nell'ambito del prestigioso Festival Calcio Italiano. In sede di calciomercato la dirigenza è al lavoro sulle cessioni di Brunori, Blen, Diachité e Buttaro per liberare spazio ai nuovi innesti, mentre per gli acquisti si cerca con costanza l'esterno offensivo di destra. Per l'attacco un'eventuale cessione di Eledaron potrebbe aprire le porte all'ingaggio di un nuovo centravanti che potrebbe essere Antonio Di Nardo, punta classe 1998 che l'anno scorso al Pescara ha segnato 14 gol. Il club rosanero sarebbe in forte pressing. L'affare invece Camatè dell'Inter Under 23 si è complicato e sullo sfondo resta Rui Modesto, tornato all'Udinese dopo la proficua parentesi nella scorsa stagione. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.